Giusto per dichiarare naturalmente il voto favorevole da parte di Europa Verde e ringraziando i colleghi che hanno voluto sostenere questo ordine del giorno, vorrei chiarire un aspetto. Questo ordine del giorno non sta discutendo dei massimi sistemi del Recovery Fund, sta discutendo, vorrebbe fare in modo che da questo Consiglio uscisse unita una voce, che è quella per cui non si mette in discussione lo Stato di diritto, non si mette in discussione la difesa del diritto, dei diritti e delle libertà degli uomini e delle donne che abitano il territorio europeo. E siccome Ungheria e Polonia rallentano e danno delle conseguenze sì a noi, ma rallentano su questo tema e non agendo esclusivamente, come si ricordava prima, e non è riferito questo soltanto a come vengono applicate le politiche nei confronti dell'immigrazione, cosa assai grave, ma accanto ci sono delle violazioni gravissime a carico dei cittadini che abitano quei territori, di limitazione della libertà, dell'accesso ai servizi anche per le donne. Quindi noi siamo qui di fronte a una scelta. Siccome vorrei ricordare anche al capogruppo PAN, no? L'Europa dei popoli è l'Europa che riesce a votare questo tipo di impegni. L'Europa dei popoli non è quella che blocca l'approvazione del Recovery Fund per opporsi ai diritti, alla garanzia dei diritti e delle libertà degli uomini e delle donne. E, ribadisco, è con la delibera. Io all'interno di questo ordine del giorno ho voluto proprio richiamare la delibera del 2020 firmata e votata dalla vostra giunta e firmata dal Presidente Zaia, che dice che si apre con la seguente premessa questo impegno a progettare l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, dicendo che questi fondi rispondono alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, che l'Unione Europea sta mettendo in atto un importante pacchetto di iniziative che associa il futuro quadro finanziario pluriennale con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito degli strumenti Next Generation EU. Entrambi gli strumenti contribuiranno a trasformare l'Unione Europea secondo le principali strategie già individuate, in particolar modo il Green New Deal, la rivoluzione digitale e la resilienza. Questa è la posizione politica di questa regione, a cui a fianco chiedo di ribadire con forza che, a prescindere dall'appartenenza politica e a prescindere dalle alleanze internazionali che si vorranno mai attivare, noi non mettiamo in dubbio la garanzia dello Stato di diritto. E io credo che di fronte a questo un voto negativo purtroppo non faccia bella figura. Ve lo chiedo, ma di cuore, da un punto di vista valoriale. Siccome ognuno ha un proprio trascorso personale, una propria educazione, una propria storia familiare personale, ecco, alla luce di quella storia familiare personale noi ci siamo avvantaggiati della garanzia di questi diritti e di queste libertà. Oggi possiamo essere qui in Consiglio regionale a testimoniarle. Facciamo in modo che non venga assolutamente messo in discussione, che qualsivoglia appartenenza politica, alleanza, amicizia politica o altro metta in dubbio queste priorità. Questa è la richiesta di questo ordine del giorno. Bene, non vedo altri interventi, quindi metto in votazione l'ODG numero 4. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, il Consiglio non approva.